Buongiorno, sono Rita Vanin, Commissione Cultura e Istruzione del Senato, Movimento 5 Stelle, e sono qui a Castelfranco con una delle colonne del gruppo del Movimento 5 Stelle di Castelfranco, con Christian. Christian è stato l'ideatore, il sostenitore di un progetto bellissimo che si può identificare in questa indicazione, in queste poche parole. C'è veramente un servizio importante. Io sono qui perché oggi si conclude la serie di appuntamenti di quest'anno per il periodo estivo, possiamo dire, riprenderanno poi ad ottobre, ma lascio la parola a Christian che spiegherà l'iniziativa nel suo insieme, dandoci qualche informazione importante. Sì, salve, sono Christian Bernardi del Meetup di Castelfranco. 2 anni fa ho avuto questa buona idea di aprire un punto SOS per aiutare tutti i cittadini. Tramite Facebook e persone veramente gentilissime sono riuscito a trovare degli uffici a titolo gratuito e degli avvocati e commercialisti sempre a titolo gratuito che si prestano ad aiutare appunto i cittadini che hanno problematiche di vario tipo, ad esempio con Equitalia, con le banche purtroppo, e questo è un argomento sempre più scottante. Se venite vi mostro anche questi bellissimi uffici che ci hanno dato la possibilità di ospitare in 2 anni più di 200 persone. Questi sono gli uffici della Co-Office che voglio veramente ringraziare, perché quando hanno saputo di questa iniziativa ci hanno detto: ragazzi, venite tranquillamente, vi ospitiamo per un sabato al mese, quindi il secondo sabato di ogni mese, la mattina. Ci danno appunto questi uffici dove le persone possono parlare con molti aspetti e quindi avere poi degli appuntamenti con avvocati o commercialisti. Tendenzialmente si preferisce che le persone si prenotino per non dover ovviamente aspettare, quindi sul sito www.castelfrancoveneto5stelle.it c'è la pagina dedicata al punto SOS dove c'è il numero di telefono, le mail e quant'altro per ottenere un appuntamento. L'iniziativa è non solo lodevolissima, ma veramente un momento di